E ora guardate questa immagine, il lago d'Averno a Pozzuoli e le sue acque sono diventate rosse. Il cambio di colore è causato da un'alga, spiegano gli esperti, che rassicurano non c'è nessun legame con le scosse sismiche dei giorni scorsi nei campi Flegrei. Giovanna Cucè. Nella mitologia era l'ingresso dell'Ade e a vederlo così oggi il lago d'Averno con le sue acque tinte di rosso rende ancora più suggestive le ragioni del mito che nei campi Flegrei si concentrano. Colpa di un'alga che ha infestato l'acqua e che in presenza di alcuni gas produce questo effetto. Le acque rosse che si osservano in questo periodo al lago di Averno sono dovute all'eutrofizzazione di un certo tipo di alga. Si tratta quindi di un fenomeno biologico che non ha nulla a che fare con l'attuale andamento del bradisismo, tantomeno con l'accadimento degli eventi sismici delle ultime settimane. Con quel rosso dunque non c'entrano né il bradisismo, il sollevamento del terreno che da 16 anni continua a farsi sentire, né le scosse di terremoto che agitano i sogni degli abitanti dei campi Flegrei, un'area vulcanica attiva tra le più vaste e pericolose d'Europa. Quanto alle acque del lago d'Averno, il fenomeno, come già accaduto in passato, dura poche settimane, spiegano gli esperti. Bisogna soltanto aspettare che sia la natura stessa a far tornare tutto come prima. Fine settimana di solidarietà con le uova di Pasqua AIL in 4.